Grazie Presidente. Un tema a me molto caro, quello dei parchi in Italia, in Veneto e in Europa. Ne ho parlato diverse volte in Commissione Ambiente al Parlamento Europeo. È un tema sentito da moltissimi cittadini, perché quando si parla di parco si evoca qualcosa di positivo, qualcosa dove è un territorio dove lo sfruttamento che vediamo attorno a noi costantemente, la cementificazione, nuove infrastrutture, abusivismi e quant'altro non dovrebbero esserci a vantaggio della tutela della biodiversità, alla tutela dell'ambiente. Naturalmente l'Unione Europea prevede delle aree importanti, sono le aree di rete Natura 2000 che spesso coincidono con le aree che in Italia e in Regione Veneto si è deciso di tutelare come area parco. Ci sono moltissime opportunità che in queste aree vanno sfruttate come l'ecoturismo, il turismo sostenibile e naturalmente anche le attività dei locali che sicuramente devono essere tutelate. L'Unione Europea, tra l'altro, ci dà delle opportunità veramente molto importanti, per queste aree, proprio perché ormai c'è la consapevolezza che i sistemi ecologici stanno diminuendo di anno in anno, abbiamo una biodiversità che diminuisce, sempre più carente, abbiamo subito dei danni al nostro ambiente e quindi si punta a tutelare maggiormente queste aree. Naturalmente non vanno previsti solamente dei vincoli, ma vanno previste anche delle opportunità per tutto il settore e il tessuto economico di queste aree. Ecco perché l'Unione Europea, oltre ad aver previsto questa rete che si chiama appunto Rete Natura 2000, ha previsto anche delle opportunità economiche. Una delle opportunità più importanti sono i progetti Life Plus, che si sposano proprio per queste aree e quindi abbiamo in Europa moltissimi di questi progetti che vengono approvati e danno anche un respiro, soprattutto in periodo di crisi economica, a queste aree, a quel tessuto economico locale. Tant'è vero che vengono ogni anno stanziati molti di questi fondi. Pensate che in Unione Europea trovano lavoro circa 1,5 milioni di cittadini europei in queste aree. Mi sono chiesto, quando sentivo questi dati espressi appunto in Commissione Ambiente, quali fossero i paesi più virtuosi ed effettivamente quali fossero i nostri concittadini addetti in queste aree e veniva fuori una realtà veramente molto preoccupante, nel senso che c'è una sensibilità ambientale che non è comune a noi purtroppo, soprattutto nel centro e nord Europa, e lì si instaurano una serie di attività economiche, di ecoturismo, di conoscenza dei luoghi, di musei della scienza e della biodiversità che portano turisti ad avvicinarsi all'ambiente e quindi portano anche i locali ad avere in qualche modo dei ristori importanti che li portano poi a difendere con le unghie queste aree. Quindi queste aree non devono essere viste come una sopraffazione dei diritti dei locali che arriva dal di fuori, ma devono essere viste come un'opportunità. Queste sono una opportunità. Naturalmente poi c'è la speculazione politica e ci sono degli interessi particolari che spesso vengono fatti prevalere e poi naturalmente si cerca di intorbidire le acque, come a mio avviso si cerca anche con questa mozione. Come poter dire dobbiamo scongiurare qualsiasi nuovo limite, ridefinizione dei confini e quant'altro? Ma se noi adottassimo, vedete, quelle opportunità e approfittassimo di quelle opportunità che l'Unione Europea ci dà, a volte potremmo anche dire, e con il consenso anche dei locali, ampliamo determinate aree perché queste ci consentono di portare a casa dei fondi, ci consentono di tutelare maggiormente questa area e grazie a questa specificità riusciamo anche a dare, non so, lavoro ai nostri figli, lavoro ai nostri concittadini. Questo è il ragionamento che dovremmo fare. Naturalmente non arriva tutto così per opera dell'Unione Europea. C'è un processo che bisogna fare, c'è un impegno. Ecco, quello che rimprovero a questa Regione è che nel settore parchi, tutela parchi, ci impegniamo ma in maniera del tutto insufficiente. Se noi facessimo qualche sforzo in più e insegnassimo ai nostri cittadini che parco non vuol dire vincoli, non vuol dire essere castigati nelle proprie attività, ma vuol dire anche opportunità, e se dessimo a loro questi dati che ci dicono che in altri paesi europei queste aree hanno portato lavoro, io sono convinto che loro sarebbero molto più favorevoli a queste aree e non saremmo qui a discutere di mozioni come queste. Grazie. Grazie a lei.